Il bilancio della Regione Veneto per il 2014 poteva essere una grande occasione e rischia invece di essere l'ennesima occasione persa. Il problema non è nel ritardo, il problema consiste nel fatto che la Giunta arriva in Consiglio senza avere un'idea chiara delle due grandi opportunità che quest'anno noi possiamo avere. La prima, dopo 3 anni possiamo avere fondi derivanti da investimenti che prima non potevamo avere perché non si potevano accendere mutui. La seconda, si apre il sessennio comunitario dei fondi che permetterebbero alla Regione di mettere in campo grandi programmi. Allora, attorno alle 4 grandi priorità, il lavoro, la formazione, la legalità e la riforma della pubblica amministrazione e della politica, noi dovevamo mettere soldi, progetti, idee. Invece quello che io temo, se le cose continueranno così, sarà che ancora una volta faremo un bilancio con l'aggravante che, essendo nell'anno delle elezioni, avrà una forte taratura di tipo elettoralistico. Noi abbiamo fatto delle proposte precise, serie come gruppo, e sfidiamo la Giunta, anzi meglio proponiamo alla Giunta di modificare il suo atteggiamento e di dare un segnale forte di inversione di tendenza nell'interesse del Veneto, che possa tornare ad essere una regione di punta in Europa.